avanti anche a Venezia la sfida degli esercenti che hanno aderito a Io Apro, la protesta statica ma incisiva degli altri. Nuovo DPCM, il Veneto resta arancione, da domani stop all'asporto dopo le 18 nei bar, si dovrà attendere il 5 marzo per la riapertura di palestre, cinema e teatri. Zaia, in Veneto le scuole superiori riaprono il 1 febbraio solo se non ci sono rischi. E intanto davanti alla sede della Protezione Civile genitori, insegnanti e studenti si sono riuniti per chiedere al governatore di far tornare in classe gli studenti. Via libera alla ricerca sugli anticorpi monoclonali, l'annuncio del presidente di AIFA, possono essere una risorsa per curare i pazienti a casa, e sul Covid nessuna pandemia è mai durata più di 2 anni. Tragica scoperta dei Vigili del Fuoco a Chioggia, ha trovato il cadavere di un 75enne sepolto sotto un cumulo di materiale. Dopo le associazioni di categoria, presa di posizione anche di Confindustria di fronte al rischio di infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto economico veneziano in crisi. Sarà il regista del film coreano, trionfatore dell'ultima notte degli Oscar, a guidare la giuria della Mostra del Cinema a settembre, l'annuncio del direttore Barbera. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli li avete sentiti di questa sera. La rivolta, in primo piano la rivolta dei baristi, basta ai divieti, noi riapriamo. Sbarca anche a Venezia la protesta dilagata a livello nazionale a non rispettare i limiti previsti dal governo. L'esasperazione della categoria va oltre la paura delle sanzioni. Io apro perché ritengo che questi DPCM che colpiscono noi ristoratori e locali in tutta Italia non siano convenienti per noi, perché ci stanno distruggendo proprio una categoria di partite IVA in tutta Italia. Ho bisogno di lavorare. Dietro ad una saracinesca ci sono dipendenti e famiglie, lo sa bene Ballarin, che è diventato papà da 2 giorni e ha aderito insieme a pochissimi veneziani al movimento diffuso dal tam tam sui social a livello nazionale Io Apro, che invita baristi e ristoratori ad aprire le attività dopo le 18 nonostante lo stop. Non ce la fa più e l'iniziativa di disobbedienza arriva dopo un mese in cui è rimasto chiuso per la peculiarità del suo locale, un bacaro che serve stuzzicherie, cicchetti e spritz, e l'asporto impossibile. La paura non ho, perché mi sento nel giusto perché se rimaniamo così statici non riusciremo a venirne fuori. Io dico, c'è una pandemia, c'è un problema, ma non siamo noi il problema. L'esasperazione va oltre la paura e il rischio sono sanzioni salate. Continuerò, voglio continuare perché ho capito, manifesto e poi domani chiudo. No, aprirò anche domani, aprirò domani alle 10 fino alle 10. Dello stesso avviso anche il titolare del chiosco, che per vocazione e posizione a pochi passi dalla stazione da Piazzale Roma vive di turismo. Oggi sarò aperto anche più a lungo come protesta. I prossimi giorni? Anche. E non sarò aperto solo oggi, ma da oggi cerco di aprire il più possibile perché non ce la facciamo più. Offre un servizio ai pochi che animano in questo periodo Venezia e dopo 18 anni di attività ha dovuto trovare un'entrata economica extra. Quest'anno disastro, che ho dovuto trovare degli extra fuori e sto facendo degli extra in un supermercato. Ma non solo, c'è chi per dare un segno di presenza, pur non aprendo al pubblico, ha presidiato il locale, acceso luci e musica come il Ceola in piazza Ferretto. Dunque il Veneto resta in zona arancione, ma contrariamente a quanto prevede il nuovo DPCM non riapre le scuole superiori alla didattica in presenza. Zaia riapriremo il 1 febbraio, ma solo se lo scenario epidemiologico lo consentirà. A noi hanno attribuito una zona, diciamo, arancione, nonostante il nostro RConT sia stato e sia sotto l'1. Si parla di un 0,95, 0,96. Ci è stata attribuita la zona arancione in virtù del tasso alto di ospedalizzazione che, ricordo,
oggi essere il 6° tasso di ospedalizzazione a livello nazionale. Il Veneto resta in fascia arancione probabilmente per almeno altre 2 settimane, ma sottolinea il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa, a differenza delle altre regioni che vedono una ripresa del virus, in Veneto dopo un mese di dicembre drammatico si comincia a vedere una decrescita della curva epidemica ed un calo della pressione sugli ospedali. Sull'area non critica è il vero dato, quando si cala come si sta calando in queste ore, vuol dire che abbiamo una prospettiva di terapie intensive che sarà in calo fra 10-15 giorni. Ma non bisogna abbassare la guardia, continua a ribadire Zaia, che giudica così la decisione del governo di continuare con la chiusura dei confini regionali. Voglio anche ricordare che siamo circondati da regioni che comunque non hanno una situazione sicuramente migliore della nostra e quindi immagino che a livello nazionale ci sia anche una visione rispetto a quello che può essere la terza ondata, che è quella che ha messo in ginocchio i tedeschi e gli inglesi. Circa la didattica a distanza, che il nuovo DPCM prevede per tutti gli alunni solo nelle zone rosse e al 50 o 75% nelle regioni gialle e arancioni, resterà invece in Veneto in virtù dell'ordinanza regionale che chiude le scuole fino al 31 gennaio. È sicuramente una sconfitta, però davanti a un tema di sanità pubblica non si può liquidare questa partita pensando che sia una questione da zotici o da rozzi localisti, perché vi ricordo che l'ordinanza io l'ho adottata per primo, per carità o sta colpa, ma vedo che l'Italia mi è venuta dietro. Oggi immagino che ci siano 2 o 3 regioni che non hanno adottato ordinanze per le scuole. Allora il 1° febbraio cosa accadrà? Accadrà quello che è giusto che accada. Se non ci sono rischi si apre, se no si valuterà lo scenario. E protesta davanti alla Protezione Civile di Marghera per chiedere al governatore di riaprire le scuole. Siamo qui per chiedere al Presidente Zaia l'immediato ritiro dell'ordinanza regionale e per chiedere interventi concreti affinché la scuola possa ripartire con maggior sicurezza rispetto a quello che già c'è e soprattutto che poi possa rimanere aperta in continuità. Protesta di genitori, insegnanti e studenti davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere al governatore di far tornare in classe gli studenti. Le richieste sono svariate. Noi come studenti e studentesse vogliamo tornare a scuola e la cosa che fa più arrabbiare è che sappiamo che è possibile tornare a scuola in presenza e in sicurezza. Quello che chiediamo ad esempio è una pianificazione di uno screening su tutta la popolazione scolastica, uno screening che sia fatto a partire da subito e che poi sia uno screening ripetuto nel tempo come già fatto in altre regioni. Tra l'altro dove questo screening viene fatto vengono evidenziati dati di positività nelle scuole veramente bassi, di uno 0,02%, ad esempio in Toscana. La questione della sofferenza che stanno vivendo i ragazzi, gli studenti e le studentesse in questo periodo, la dispersione scolastica continua ad aumentare, lo vediamo tutti noi nelle nostre classi dove i ragazzi hanno sempre meno voglia di stare presenti, sono sempre più passivi e io credo e noi crediamo che sia stato un grandissimo errore non considerare la scuola come una priorità quasi al pari della sanità stessa. Non sono stati fatti gli investimenti necessari. Crediamo anche che soprattutto gli insegnanti over 60 o fragili debbano essere messi come priorità nell'agenda vaccinale. Gli studenti sono ormai sfiduciati. Noi non torneremo a scuola il 1° febbraio finché non viene fatto nulla, è inutile che vengano annunciate date sperando che caschi come una manna dal cielo questo fantomatico rientro a scuola. Noi non torneremo a scuola per grazia divina, torneremo a scuola quando verranno fatti investimenti. Immediata la replica del governatore che definisce sacrosanta la richiesta di riaprire le scuole, ma la cautela è d'obbligo, continua. Troppi commentatori se la prendono con la politica, ma noi in Veneto stiamo programmando e facendo di tutto per uscire dalla crisi. Approvata la ricerca sugli anticorpi monoclonali, potrebbe essere un'importante risorsa per curare i pazienti a casa, lo ha annunciato il professor Palù. Intervenuto nel punto stampa quotidiano del presidente Zaia, il professor Palù ha annunciato che è stata approvata la ricerca sull'uso degli anticorpi monoclonali. Essendo antivirali vanno somministrati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, altrimenti non sono efficaci. Potrebbero essere una risorsa importantissima per curare i pazienti a casa.
Quando si parla di standard di cura non abbiamo nessun farmaco ancora che sia una standard di cura, ecco, quindi, però lo può diventare perché capite, stiamo pretendendo tutto e subito. Per dire che sia uno standard di cura ci vuole una serie di studi clinici che confermano l'efficacia magari verso in un trial clinico randomizzato verso il controllo, quindi dobbiamo ancora attendere, ma ci sono buone premesse soprattutto degli anticorpi monoclonali. In attesa si è fatto il punto sui vaccini chiarendone le differenze sostanziali, in particolare di AstraZeneca che a suo avviso sarà approvata dall'EMA nella valutazione di fine gennaio e che se anche in percentuale risulta meno efficace degli altri due ha la capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica e gli inglesi lo stanno già testando. Ha dei vantaggi per quella che in inglese si chiama effectiveness, che è la disponibilità, quindi è un vaccino che dal punto di vista della distribuzione e anche della somministrazione è più maneggevole, si conserva a 4 gradi, non a meno 70 e a meno 20. Averlo a 4 gradi significa che non c'è il problema di scongelarlo, di ricostituirlo, eccetera. Quindi è un vaccino che può permettere di accelerare anche i tempi della vaccinazione. Il professor Palù si è poi espresso in merito a quella che potrebbe essere la durata del virus, che però deve tener conto di vari fattori rispetto a epidemie del passato. Io non ho conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Questo vale per le pestilenze, per il vaiolo, per molte altre malattie contagiose che sono state delle vere piaghe per l'umanità nei secoli scorsi, ma purtroppo la situazione è cambiata, non siamo più 1 miliardo, 2 miliardi, siamo 7 miliardi e mezzo nel pianeta, con una globalizzazione intensissima, quindi quello che avviene in Cina o in Sudafrica tocca anche noi, quindi è difficile fare delle previsioni. Comunque per un virus come questo, che ha sicuramente la sua stagionalità, dovremo attendere che ci sia una mitigazione, se c'è auspicabilmente, a livello di primavera-estate, e allora vedere anche l'effetto di quelle che saranno state le vaccinazioni e anche i miglioramenti terapeutici. Siamo alla cronaca, tragica scoperta dei vigili del fuoco a Chioggia da qualche giorno. Non si avevano più notizie di un 75enne, ma le ricerche non avevano portato nessun risultato fino ad oggi. Era in casa, sepolto sotto un cumulo di abbigliamento alto qualche metro. I pompieri insieme alla polizia sono entrati nell'abitazione in Calle dei Bonne, in località Sottomarina, per sgombrare l'appartamento, una casa a 3 piani piena di materiale accumulato negli anni. Dopo qualche ora di bonifica hanno trovato il corpo senza vita dell'anziano. Ed ora parliamo di infiltrazioni e riciclaggio. Sentiamo cosa dice il presidente di Confindustria Marinese. La Guardia di Finanza ha tirato fuori un problema che esiste, un problema gravissimo per il nostro territorio ma anche per il nostro Paese, come per esempio il fatto che siano state costituite nel periodo del lockdown tante nuove società. Anche il presidente di Confindustria Venezia Marinese esprime i suoi timori in seguito alle rivelazioni della Guardia di Finanza, impegnata in un attento monitoraggio delle operazioni di acquisto che si stanno compiendo in laguna. Questo è un territorio molto ricco, bello, e in quanto ricco e bello è anche vulnerabile, e questa cultura dell'acquisto perché qualcuno si trova costretto a vendere è una cultura che fa male a noi. Benissimo fa la Guardia di Finanza, perché poi alla fine questo si traduce anche in evasione fiscale, perché questi signori aprono le aziende, le chiudono dopo 2 anni. C'è timore che la nostra qualità di vita peggiori, perché inevitabilmente peggiorerà, e c'è timore che la nostra qualità urbana si deteriori, e noi invece dobbiamo salvaguardare i nostri centri urbani. Il fenomeno va arginato prima che sia troppo tardi. Si deve arginare questo problema, lo si fa attraverso i richiami al rispetto delle regole, e perciò la Guardia di Finanza in questo ne è un grande tutore, e lo si fa attraverso le norme, e le norme devono essere coloro le quali mettono in condizioni gli imprenditori di poterci credere ancora.
Ed ancora cronaca, 2 tunisini rapinano un cittadino marocchino con un coltello ed un collo di bottiglie, vengono presi dalle volanti. Tutto è successo in via Bembo ieri notte dopo la segnalazione di un cittadino che ha visto un uomo di nazionalità marocchina a terra con le mani insanguinate. All'arrivo delle volanti ha raccontato di essere stato avvicinato da 2 nordafricani che, minacciandolo con un coltello ed un collo di bottiglie, gli avevano intimato di dar loro giaccone e portafoglio. Al rifiuto ne è nata una colluttazione nel corso della quale l'uomo è stato ferito. I 2 rapinatori, dopo avergli rubato giaccone e portafoglio, sono scappati e subito rintracciati dagli uomini delle volanti in via della Pila Marghera all'interno di uno stabile abbandonato. Nonostante il tentativo di fuga sono stati bloccati in via Piave. Entrambi di nazionalità tunisina sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto perché sospettati del reato di rapina aggravata in concorso. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Dopo le richieste di alcuni pendolari, il gruppo AVM ACTV e il Comune di Venezia ripristinano alcune corse della linea 3 e 6 che riguardano il collegamento diretto tra Lido, Murano e Piazzale Roma. Erano state tolte dopo l'inserimento del Veneto in fascia arancione. Da lunedì, nei giorni feriali, il gruppo AVM ACTV e il Comune di Venezia hanno deciso, nelle fasce orarie di maggior afflusso, di ripristinare alcune corse della linea 6 tra Lido e Piazzale Roma e della linea 3 che collega Murano a Piazzale Roma. La soddisfazione dell'assessore comunale alle partecipate, Michele Zuin. Manca il turismo a Venezia e questo ha provocato grossissimi danni, oltre che a tutte le attività, anche i bilanci delle società partecipate. Prima tra queste in AVM, perché manca completamente la vendita di tutti i titoli di viaggio ai turisti e che permettevano di mantenere un livello di servizi altissimo in tutta quanta la città. Nonostante questo si cerca sempre di migliorare, di dare il miglior servizio possibile ai cittadini. Una settimana fa, quando il Veneto e Venezia sono state classificate in zona arancione per la pandemia, alcuni servizi erano stati tolti. Dopo 4 giorni di monitoraggio da parte di ACTV, senza le linee 3 e 6, la decisione di un parziale ripristino. Nello specifico sono state nuovamente inserite in orario 2 corse dirette tra Murano e Piazzale Roma, più altrettante nella direzione inversa, 5 della linea 6 tra Lido e Piazzale Roma e 4 in senso opposto. Metterle di nuovo a disposizione degli utenti con degli orari alla mattina e alla sera. Pensiamo di aver fatto una buona cosa e soprattutto di venire sempre incontro alle esigenze dei nostri cittadini e residenti. Un protocollo d'intesa per sostenere gli esercenti in difficoltà a pagare gli affitti. Comune e categorie produttive fanno fronte comune e chiedono al governo di intervenire con contributi a sostegno delle attività. Si chiama Intesa per Venezia il protocollo a sostegno di locatori e locatari di attività produttive, il primo capitolo di un tavolo permanente tra comune e categorie che avvia un confronto trimestrale per valutare i dati e promuovere azioni a difesa del tessuto commerciale cittadino messo a dura prova dal periodo di crisi generato da pandemia e chiusure, specie in un territorio a forte connotazione turistica. L'obiettivo è, tra gli altri punti, quello di assicurare la funzionalità della residenzialità e l'attrattiva della città. Un'intesa sugli affitti in cui si valutino forme di riduzione dei canoni per le imprese in sofferenza e tenere viva la città arginando il pericolo di infiltrazioni e la concorrenza sleale. Un intento di dare delle risposte importanti alle attività produttive per tentare di arginare quello che è il fenomeno delle chiusure delle attività. Poi la mozione votata in Consiglio Comunale con la quale si è richiesto al Governo il rifinanziamento strutturale per un importo di 150 milioni di euro all'anno per i prossimi 10 anni della legge speciale e la possibilità di utilizzare queste risorse anche per interventi straordinari. Una partita a tutela del territorio che si combatte su più fronti. Questa azione che noi mettiamo in campo è per dire no assolutamente alla patrimoniale, perché intervenire in questa maniera metterebbe fine alla possibilità di trovare accordi tra i proprietari e logicamente le attività produttive.
Sarà il regista del film premio Oscar Parasite Bong Joon-ho a presiedere la giuria internazionale del concorso della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Lo ha reso noto la Biennale di Venezia. La rassegna, in programma dal 1 all'11 settembre 2021, assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La mostra di Venezia porta con sé una lunga e ricca storia, afferma Bong Joon-ho in una nota, e sono onorato di essere coinvolto nella sua meravigliosa tradizione cinematografica. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Una massa di aria gelida di matrice russa ha puntato l'Italia. Sul nostro territorio il tempo sarà buono e il clima davvero rigido. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 16 gennaio. Sul Veneto in questa giornata le precipitazioni saranno assenti. Vedete, il tempo sarà asciutto e stabile con un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi dappertutto, solo con qualche velatura. La nostra regione però dovrà fare i conti anche con questa ondata di freddo. Le temperature minime saranno sotto lo zero marcatamente anche in pianura, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo terso e limpido senza nulla di particolare da segnalare. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui asciutto e soleggiato, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche locale addensamento. Temperature minime sui -8 gradi, massime invece sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.